Ha confermato di essere un fuoriclasse l'attore Gaetano Aronica, protagonista e regista di We Can Be Heroes, andato in scena sabato sera al Teatro Pirandello di Agrigento. 2 ore filate di emozioni musicali e recitative in cui, partendo da un rapporto viscerale con la sua terra e le sue radici, disegna la valle come punto di partenza e di approdo. Si tratta di un percorso che intreccia realtà ed esperienza sensibile con una onirica percezione degli accadimenti del suo vissuto. Un racconto autobiografico che si apre con il protagonista che quasi assopito scende dall'alto sulla scena e che fa pensare alla nascita con l'accostarsi alla vita calandosi in un contesto in movimento. E procede per tappe. La storia rappresenta il tempo e poi una intera generazione con padri e figli, la società che diviene, la politica che comincia ad imporre strategie finalizzate ad orientarne le scelte, il potere, la sua gestione e le sue deviazioni. Storie di personaggi che ritornano in vita attraverso la voce e la gestualità di Aronica e che traboccano di messaggi universali. Il rapporto dei padri con i figli viene rappresentato attraverso la singolare abilità recitativa del protagonista, che ne rende vivida e pulsante la figura del padre. Ne testimonia il ruolo di educatore che utilizza la cultura, la storia e la filosofia per dialogare con lui, giovanotto, con la leggerezza dei suoi 20 anni, che nel moto di ribellione di chi è da poco maggiorenne contesta, ripete che un padre con i suoi sermoni è superato, tranne che poi recepirne inconsapevolmente gli insegnamenti e accorgersi che saranno poi determinanti per il prosieguo della sua attività. We Can Be Heroes riporta in vita personaggi che Aronica ha recitato, rende immortale il giudice Borsellino con cui entra in simbiosi al punto da rivelare che quell'angelo con i baffi non lo ha mai più lasciato. E poi del peso di Pasolini, di Sciascia, di Pirandello, del suo incontro con Tornatore e Bellucci. Parla del mistero del talento che gira e non si sa mai quando e su chi vada a posarsi. Per scoprirlo bisogna che qualcuno creda in te, dice l'attore. E poi c'è l'ironia scansionata, l'autoironia che si alterna al dramma della intensa recitazione di Silvia Frenda che commuove il pubblico con le parole della vedova Montinaro, le inquietanti analogie tra i casi Borsellino e Moro, l'agenda rossa e la valigetta sparite, i 5 uomini di scorta morti, Agnese, un nome di donna comune ad entrambi. Uno spettacolo denso di contenuti e personaggi dove la musica diventa la colonna sonora di una intera generazione, sulla quale domina Bowie, i Rolling Stones, Lou Reed, Bob Dylan e che i Blue Sensation Electric Dream propongono ricreando l'atmosfera di quegli anni. Il protagonista, padrone assoluto del palco, si muove con disinvoltura, una spontaneità che annulla la distanza con il pubblico e che permette di gustare lo spettacolo tutto d'un fiato, esattamente come si fa con un buon libro. Una testimonianza sull'esperienza, sui successi, sugli errori commessi da ciascuno che si trovi ad adempiere ad un difficile compito, il vivere, ma anche una riflessione di Gaetano Aronica che recitando scrive e lancia quel forte messaggio secondo cui in questa vita possiamo essere degli eroi anche per un solo giorno e ciò può sostenere una spinta di ciascuno a credere in sé e trovare la sua strada.